Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura arrivano aggiornamenti in merito alla questione incendio all'aeroporto di Catania, dove il Terminal A con tutta probabilità rimarrà chiuso fino al 25 luglio. Proseguono le indagini per risalire alle cause. Una donna consigliere comunale dell'isola di Lampedusa ha perso il bambino che portava in grembo da 8 mesi. Denuncia valutata dal marito perché la moglie sarebbe stata trasferita al civico troppo tardi. Blitz da parte della polizia di Trapani per sgominare un'organizzazione criminale attiva da diversi anni in una piazza di spaccio collocata nel rione Palme di Trapani. Effettuate 17 misure cautelari. Dalla manovra spericolata alla guida a contromano, un cinquantenne conducente di un tir ha messo a rischio l'incolumità di diverse persone che si sono ritrovate a guidare lungo la strada statale 640. In chiusura la premier italiana Giorgia Meloni ha fatto tappa a Palermo per onorare la memoria dei 5 agenti di scorta assassinati nella strage di Via D'Amelio, dove 31 anni fa fu ucciso il giudice Paolo Borsellino. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.